No, ma guarda, mi hai aperto un mondo perché io da piccolo andavo dal casolino davanti casa che mi regalava i tortellini crudi e me li mangiavo. Lo fanno ancora. Mi Molti fa clienti me lo felice. chiedono, guarda, pesali, me ne dai un po', me li porto, me li mangio per strada. Ecco, Quindi quindi si può succede ancora, fare. si può fare, si può fare. Benvenuti a Artigiani, Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Io sono Giacomo Brunoro e oggi siamo presso la sede del Tortellaio Matto a Boara Pisani con Sara Frigato. Piacere. Ciao Sara e grazie dell'ospitalità. A voi di avermi invitato in questo podcast. Sara, la tua è una realtà relativamente giovane, siete nati intorno al 2010-2011. Sì. Vuoi raccontarci come è nata l'idea del Tortellaio Matto? Una pazzia, mi verrebbe da dire. Sì, esatto, lo si legge anche dal nome, diciamo, l'ho voluto dichiarare nero su bianco proprio per non avere equivoci. Nel 2010 circa lavoravo in una piccola attività familiare, marito e moglie, e che insomma erano un po' stanchi e quindi hanno deciso di concedermi l'onore di portare avanti questa attività. Erano a Este, quindi ho cercato un po' più nelle mie zone, quindi qua nel Polesine, io mi ritengo un po' più di Rovigo, e quindi grazie all'aiuto dei miei genitori ho aperto questa attività in collaborazione con mio fratello, insomma no, in collaborazione insieme a mio fratello. Siamo sempre stati abituati a mangiare bene e quindi questa è un po' la base di tutto, quindi cercare di fare ciò che piace a noi anche per i clienti, quindi è quello forse la cosa più difficile da insegnare ai dipendenti, quindi di fare le cose per se stessi oltre che per gli altri, perché come dico anche magari quando capita dei corsi o di raccontare, la cucina è un atto di amore. Prima per se stessi e poi per gli altri. Questo secondo me è fondamentale per fare Hai già tutto. toccato un sacco di punti molto interessanti, perché appunto parliamo di un settore ultra tradizionale come la cucina. L'Italia è famosa nel mondo per la sua cucina, ma che, a proposito di quello che raccontiamo noi nel nostro podcast, richiede tanta innovazione, forse più di testa, perché poi il cibo alla fine è quello che si fa e si fa da sempre, però l'innovazione sta forse nelle idee, o l'innovazione sbaglio? sta nella creazione di trasformare, di cambiare anche la forma alle cose. Cioè, adesso per dire l'ultimo nato che abbiamo è il tortello con la carbonara, quindi magari la classe non puoi toccare gli immortali, è vero, sono d'accordo, quindi ho cercato di farlo con molta delicatezza e onestà, diciamo, senza andare a stravolgere, però abbiamo cercato di riportare quel gusto all'interno di un tortellone. Non è nulla di nuovo, anzi forse andare a recuperare qualcosa di vecchio, di tradizionale, no vecchio, di tradizionale, e riportarlo un po' a una nuova forma, giusto per cambiare, ma così come tante altre cose, dopo il tortellino non si può cambiare, quindi certe cose sì, certe cose no, con educazione rispetto al prodotto, ecco, rispetto alla materia prima, che è la cosa fondamentale. E com'è stato partire praticamente da zero, reinventarsi un'attività così particolare? È stata, credo all'inizio, la parola d'ordine era paura, in assoluta, anche perché siamo un po' nascosti, ci è voluto tanto passaparola, tanta, forse all'inizio proprio per una cosa nuova c'è stata anche diffidenza, quindi magari abituati magari alla nonna che faceva le tagliatelle in casa, così andare a comprarle dava quel senso un po' di non nostro, e quindi ci è voluto tanto impegno e costanza, quello sicuramente. È bello vedere come si può trasportare anche ai più giovani, perché i ragazzi che noi abbiamo la vetrata che si può vedere lavorare, e quando vedi i bambini che si mettono lì e guardano al vetro, dà un po' di lacrimuccia per quanto mi riguarda, nel senso che dà quell'emozione che dici ok, stiamo trasmettendo qualcosa che non è solo nel piatto ma è anche nella visione, nel fare. No, ma guarda, mi hai aperto un mondo perché io da piccolo andavo dal casolino davanti casa che mi regalava i tortellini crudi e me li mangiavo. Lo fanno ancora. Molti fa clienti felice. me lo chiedono, guarda, pesali, me ne dai un po', me li mangio per strada, quindi, Ecco, quindi si può fare. Si può fare. Senti, invece hai parlato di amore per questo lavoro e di questa idea che cerchi di trasmettere anche ai tuoi dipendenti, ai tuoi collaboratori. Certo. È così difficile trovare oggi manodopera, perché parlando con altri artigiani nel corso del nostro podcast abbiamo riscontrato proprio una criticità nel trovare personale appassionato, sì, passami questa parola. No, capisco benissimo, io direi che
è difficile ma non impossibile. Mhm. I giovani secondo me sono un po' spaesati, se posso usare questo termine, nel Certo. senso che magari hanno delle idee tante ma confuse. Non che bisogna essere dritti, precisi nel sapere quello che si vuole fare, assolutamente no, però bisogna anche accompagnarli forse un po' più per mano. Mhm. Quindi sta anche a noi, parlo di me datore di lavoro o in altri ambiti, magari trasmettere anche quella passione. Io credo che non sia proprio un lavoro, cioè quando con i ragazzi parlo dei miei dipendenti che hanno diverse età, Mhm. parto dai 24 fino ai 56 anni, quindi c'è una forbice molto ampia, però cerco sempre di insegnarli, nel senso di dire non fai così, ma perché si fa così? Quindi Mhm. usare la testa e un ragionamento. Dopo magari mi faccio spiegare anche da loro perché hanno fatto delle azioni, però magari sbaglio io. Mhm. Quindi c'è anche questo scambio che secondo me fa crescere tutti. Cioè, non E solo quando è me, ma anche loro. stato il momento in cui hai capito che ok, avevi fatto la pazzia giusta? E credo che sia ancora un crescere, nel senso che ancora la domanda aumenta è di più rispetto all'offerta che riusciamo a dare. Ok. Quindi questo vuol dire che siamo sulla strada giusta e siamo sempre in crescere e vedo che i clienti fortunatamente ce lo dimostrano, nel senso che certe volte ti scrivono anche solo per ringraziarti, per dirti guarda, ho fatto un figurone, sono stato contento, come magari succede anche il contrario, che magari dicono guarda, quella volta lì c'era un po' troppo sale, o Ah. è il pro e il contro di creare un legame con il cliente, che va benissimo per certi versi, per altri diventa impegnativo portarlo avanti, però serve a crescere anche questo, quindi a cercare di migliorare. E in un mercato così difficile, stiamo vivendo peraltro un momento particolarmente difficile, quali sono le criticità di questo settore? Allora, io credo che questo è un settore che comunque andrà sempre. In varie sfaccettature, forse è uno dei settori che ha più potenziale, Mhm. perché noi adesso abbiamo il negozio privato, facciamo i mercati e serviamo l'ingrosso, quindi sia ristoranti che botteghe, magari in caso Certo. sotto casa, così di portare quella cosa un po' più particolare. Per dire, i supermercati noi li abbiamo proprio esclusi, ma per una cosa etica nostra, nel senso di dire Mhm. quando vai al supermercato fai già un'altra scelta, Chiaro. quindi che non è la nostra. Quindi preferisco magari il negozio, la bottega del paese che magari cerca quel prodotto un po' più di qualità. Immagino anche per una questione poi di costi e di margini, Di perché con costi, la GDO esatto, diventa... dopo si cerca un attimino di andare incontro anche, è un periodo molto di crisi per i clienti, quindi i prezzi ne cerchiamo per quanto riusciamo ad assorbirli, abbiamo Mhm. avuto aumenti tutto quanto, però come è comune cerchiamo un po' più di assorbirli, proprio perché preferiamo che magari il cliente venga una volta, spenda meno nel momento, ma venga una volta in più. Quindi è difficile, ok, però si cerca anche di fidelizzare il cliente, anche per creiamo un po' di dipendenza tra me e te, senza mettere cose aggiuntive, però quando ci metti la bocca aiuta di aspetta, dai, mi raccolgo un po' i soldi e ci vado un'altra volta, però. Ma quindi è un settore in cui davvero la qualità è ancora un discrimine importante? Sì, secondo me sì, cioè fa la differenza. Dopo non si può fare tutta l'erba un fascio, nel senso che magari c'è quel cliente che effettivamente preferisce magari prendere altri tipologie di prodotti e va benissimo, non si può fare una discriminazione, e magari c'è quel cliente invece che dice preferisco magari rinunciare a qualcosa ma prendere un prodotto. Anche basta vedere tutte le intolleranze, le allergie che sono aumentate, è da 14-15 anni che abbiamo aperto e sono veramente aumentate esponenzialmente. E voi qui lavorate anche su paste Noi- particolari allora, oppure no? non facciamo per celiachia perché la farina, dico che ormai ce l'ho nel DNA, farina e uova per me, però magari c'è quel cliente che è intollerante al lattosio, Mhm. sapendolo con anticipo possiamo lavorare e togliere quel tipologia di prodotto, perché la farina è nell'aria, è volatile, quindi non vado a rischiare se si parla di Certo. malattie, di cose, però un qualcosa tipo appunto per il lattosio si può fare, oppure anche richieste particolari, c'è chi magari non gli piace solo un determinato prodotto, cerchiamo di sostituirlo. Noi lavorando a mano abbiamo la possibilità di fare queste cose, quindi di
cercare quanto possibile accontentare il cliente. Ora, mi hai servito un assist eccezionale, Ok. perché hai già parlato del tortello alla carbonara, ma la richiesta più assurda che avete avuto in questi 15 anni, o quella più strana? Quella più difficile forse, più che assurda, perché Sì. a me piacciono le sfide, forse proprio perché Questo per questa l'avevamo attività, capito. esatto, però quella che mi ha messo più a dura prova è stato il tortello al cotechino. Al cotechino. Abbiamo fatto con un ristorante il tortello al cotechino che dopo ha giocato con le lenticchie, quindi abbiamo riportato, Ok. abbiamo ribaltato le cose, ok? Solo che il cotechino è un elemento che fa fatica a legare e quindi abbiamo dovuto lavorarci, però siamo usciti, quello è l'importante. Richieste difficili, ma non te lo so dire, nel senso che forse devo ancora arrivare, ma la sto Però aspettando. già quella al cotechino devo dire che si configura come una delle più interessanti, senza dubbio. Diciamo che nel Capodanno ci può stare anche per mangiarlo in versioni diverse, così. Mi dicevi poco fa, che eravamo fuori onda, che il vostro lavoro ha una forte stagionalità. Sì. Come cambiano anche i flussi nel vostro lavoro? Immagino sia a livello diciamo B2B che a livello B2C con poi i clienti. Ma vanno di pari passo però, perché comunque noi diciamo il nostro periodo di massima diciamo vabbè è dicembre per il top, però consideri che intanto secondo me l'andamento della vita quotidiana delle persone lo gestiscono le scuole, perché da settembre a maggio più o meno quello è il nostro linea naturale. Dopo c'è l'apice che è dicembre, che c'è Pasqua, che è così. Dopo l'estate, magari noi abbiamo tanti clienti che magari hanno i bambini che vanno a scuola o che tornano, si deve anche un po' far da mangiare, quindi magari gli scaldi un pasticcio, glielo dai già pronto, quindi è comodo. E a parte che dopo l'estate c'è tutto il giro ferie e quindi diventa un po' più complicatina, però anche un prodotto ti viene un po' meno voglia col caldo, perché giustamente una pasta fresca, non che sia impossibile, perché ho molti clienti che i tortellini li prendono tutto l'anno perché è sempre comodo, lo tieni in freezer e lì hai voglia, aspetta che mi faccio 2 tortellini in brodo o asciutti, non è un problema. E l'apice è assolutamente, sia per quanto riguarda il negozio, i privati, che per quanto riguarda i ristoranti e le botteghe, è dicembre. Quello è quello più impegnativo. E le prossime sfide, dicevi, questo è un settore giustamente che tra virgolette andrà sempre, però quali saranno secondo te le sfide allora diciamo dei prossimi 15 anni per il tortellaio matto? Allora, diciamo che la mia idea era sempre stata, però non so se riuscirò a realizzarla, devo essere sincera, arrivare alla ristorazione, nel senso di fare non grandi cose, non chissà cosa, però riuscire a fare la catena continua, quindi produzione, vendita al privato, al negozio e tutto quello che ci circonda, e magari consumazione, anche una consumazione veloce, tipo una pausa pranzo o magari un weekend così, incentrata principalmente sulla pasta. Non voglio andare a fare 1000 cose, quello è il mio e vorrei portare avanti il mio, però magari giustamente magari ti prendi i tortelloni a casa tu, te li fai pure salvia, magari io riesco a darti quel tocco, tipo la carbonara, adesso dirò una cosa che verrà censurata, però ho fatto con la pancetta croccante, tiri via la pancetta, lo salti nel grasso della pancetta, servi il piatto e gli metti un po' la pancetta croccante che hai fatto in presenza, un po' di pecorino sopra, hai fatto. Ma a casa è raro che si venga fatta una cosa così, perché è più laboriosa, però magari giustamente andare al ristorante e servirtelo così fa il suo effetto. Quindi vorrei portare a compimento proprio la pasta, quindi dal farla fino a servirla finita. Sì, tra l'altro è un trend che in altri settori, penso alla macelleria, sono nati questi locali ibridi in cui puoi anche consumare. Infatti, cioè, l'idea è quella, ecco, dopo mi sento ancora piccolo per questo, cioè, nel senso, spero di avere ancora tanta strada davanti, però la vedo una cosa così grande, il progetto, la voglia ci sarebbe, però è grande. Noi spesso parliamo di aziende di seconda o terza generazione. Tu sei la first generation del tortellaio matto, però com'è lavorare con tuo fratello? Perché gli equilibri in famiglia non sono così semplici. Voi siete soci, funziona? Allora, non è semplice come hai detto tu, però diciamo che lavoriamo per il bene dell'azienda, questo sicuramente lo sappiamo, abbiamo i ruoli, cioè ognuno può fare entrambi, però abbiamo dei ruoli
più divisi, nel senso che magari lui, per dire, segue molto i mercati, quindi il rapporto proprio con il cliente non proprio qua, ma magari all'esterno ce l'ha più lui, la parte più contabile ce l'ha lui, io mi gestisco il laboratorio, magari i dipendenti per quanto riguarda la produzione, lui per quanto riguarda altre dinamiche più contabili, ecco. Quindi siamo abbastanza, viaggiamo parallelamente, quindi ognuno ha la sua strada, però sappiamo che lo facciamo per il bene comune dell'azienda, quindi credo che questo sia un attimino il segreto per riuscire ad andare avanti. Poi facciamo sempre un passo alla volta, in modo da non rischiare di fare chissà cosa, dopo dire ops, forse abbiamo corso un po' troppo, dobbiamo rallentare, perché accelerare magari fa sempre tempo, rallentare è più difficile, quindi vogliamo dare un consiglio a qualcuno che magari proprio adesso sta pensando di aprire un'attività di questo tipo o di partire con un'idea come quella tua che 15 anni fa poteva sembrare una pazzia? Che consiglio gli daresti? Allora, innanzitutto io primi passi che ho fatto era cercare il posto e comunque mi sono appoggiata alla CNA, perché non sapevo cosa fare, semplicemente, quindi mi ha un po' indirizzato e far capire anche quelle cose che non si vedono, quindi sì, ti piace fare la pasta o ti piace lavorare altri prodotti, ma ci sono tutte quelle parti appunto di contabilità, nascoste, che però è importante sapere perché ti sormontano, cioè ti uccidono e fanno anche passare un po' la voglia di andare avanti e continuare a lavorare. Non ti chiedo gli orari di lavoro. Non li sono anch'io, quindi non c'è. No, una cosa che secondo me è molto che vorrei riuscire ad arrivare a fare è anche quella dell'inclusione, perché secondo me è un lavoro, magari rispetto ad altri, come magari stare davanti al computer, che porta anche persone con qualche difficoltà a però lavorare. Siccome tutti abbiamo bisogno di lavorare, è un diritto, e quindi secondo me ecco, forse lo vedo più facile questo passo qua, anzi io sono più allineata su questo passo qua che andare verso l'istruzione, che una non esclude l'altra, certo, però ecco, dare precedenza a questo, ma anche perché secondo me è bello aiutare. E su questo mi dicevi che avete fatto anche dei laboratori in passato Noi per i ragazzi. Abbiamo collaborato molto con la scuola alberghiera di Adria, uno perché io vengo fuori da lì e quindi c'è anche un po' un legame emotivo, tornare sotto altre vesti fa sempre un forte effetto, quindi appunto abbiamo fatto diversi corsi, ospitavamo dei ragazzi con disabilità di vario genere, di varie così, problematiche senza specifiche, e niente, venivano qua, imparavano, lavoravano insieme, in squadra, in gruppo, che è la cosa più importante, e l'abbiamo fatto per prima del Covid, ecco, quindi è stato molto, molto interessante per loro, ma anche e soprattutto per noi, perché si vede un'altra facciata. Anche la collaborazione tra di loro è molto importante. Sì, poi io dico sempre che quando si insegna, quando si fa formazione, è più quello che impari di quello che... Sono d'accordo, io mi sono inserita in questo ambito, o mi inserisco ogni tanto nei corsi così da fare, e forse egoisticamente lo faccio più per me che per loro, nel senso che io spero sempre di lasciare un qualcosa al di là dell'insegnamento, ma un po' a livello personale, però loro me ne lasciano molto di più, che siano giovani o meno giovani. Sara, io ti ringrazio. Adesso a questo punto è obbligatorio fare tappa qui a Boara Pisani per provare il tortellaio matto e le sue specialità. Io invece vi do appuntamento a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Ciao!